Oh, dovreste vedermi se mi vedete che sto guardando da quella parte. È semplicemente perché ho 60 schermi. Anzi, adesso ve lo faccio vedere. C'ho allora uno schermo, secondo schermo, bella così. Allora, tra l'altro c'ho il cioccolato, la Coca-Cola, basta. Mi fa la lista della spesa. Allora, questa cazzo di tavolo che ho, praticamente una specie di ripiano qua sopra che praticamente si vede quando metto la webcam. Infatti, ok, dovrebbe, ma così va bene. Allora, aggiungiamo la screen region del primo gioco, così vedete subito che cosa è. Oh, ditemi se vi va bene. Ok, ditemi se vi va bene, ma se io non apro il... come faccio? Così e così. Oh, vediamo i commenti. È così. Ok, mi vedete? Oh, vediamo ditemi se mi vedete, eccetera, eccetera. Allora, non scandalizzatevi se mi vedete bere, mangiare, vomitare, ruttare, tutto quanto durante questo streaming, perché sarà a posto. Ok, bene, si vede. Complimenti, per cosa? Ah, per i 7.000 iscritti. Vabbè, un buon traguardo. Adesso il prossimo traguardo sarà 7.000 iscritti. Per me è un buon traguardo perché 7 è il mio numero preferito. Quindi 7.000, boh, per me è veramente una figata. Il prossimo Perché se... io spero sia 10.000. Speriamo. Allora, 31 spettatori. Vediamo, fra 3 minuti iniziamo a giocare. Cos- Avevo intenzione di giocare un po' a Minecraft, poi farvi vedere anche il nuovo gioco della Mojang. Si chiama Scrolls ed è un gioco di carte. Non so se voi avete giocato a qualcosa tipo Magic oppure Yu-Gi-Oh! Cose del genere. Se non l'avete fatto, comunque Scrolls è un gioco di carte. Queste carte si mettono a combattere, eccetera, eccetera. Cioè, non è proprio così, però si può combattere con le creature rappresentate dalle carte, eccetera, eccetera. Io continuo a leggere i commenti. Black Ops, raga. Allora, salutiamo Giulia intanto che va a prendere il treno. Ehm, il prossimo 7 milioni, il prossimo traguardo di iscritti, ovvio, raga, 7 milioni. Ah, tra l'altro oggi il mito PewDiePie ha fatto 9 milioni di iscritti. Io non so più cosa dire perché in un anno ha fatto 7 milioni di iscritti, qualcosa di assurdo. Per me, cioè io sono orgoglioso, è un po' come chi crede in Dio è orgoglioso di chi è proprio Dio, no? Io sono orgoglioso perché essendo youtuber sono contento di... Ma sto urlando forse? Vabbè, sono contento di PewDiePie perché dà anche una sorta di importanza al mondo dei videogiochi più di quanto non sia il mondo della comicità diversa. Ehm, non lo so quanto dura, raga. E poi anche da un tetto, cioè fa vedere a che punto si arriva. Allora, raga, innanzitutto vi ringrazio se siete qua. Però io vi prometto, anzi lo giuro sul canale, che appena avrò una connessione migliore, che potrà essere, non so, una connessione con fibra ottica appena metteranno le linee, perché a Cagliari, voi dovete sapere che c'è la fibra ottica a Cagliari, ma non c'è ancora nessun provider che dà una linea per supportarla. Oppure satellitare, eccetera, eccetera. Io vi prometto che farò degli streaming su COD. E il mio sogno non è tanto quello di far video su Call of Duty, è proprio di giocare in diretta mentre voi mi potete vedere. Per me sarebbe una figata. Lo stesso con Battlefield e queste cose qua. E vi giuro di sicuro che io li farò. Quindi non chiedetemi per oggi Battlefield 3 o Black Ops 2 perché non è possibile. Comunque stavo parlando di PewDiePie. Ehm, ok, adesso ditemi, facciamo un hardcore Minecraft. Crea un nuovo mondo. Lo chiamiamo HC Streaming. No! Sbagliato, devo fare hardcore, no sopravvivenza. Fanculo. Esci.
Buddha di che bida sei? I miei genitori sono originali di Terralba. Giocatore singolo. Elimina mondo. Ma eliminiamoli tutti che non me ne faccio niente. Allora, crea un nuovo mondo. Modalità estrema. Altre opzioni. Tipo di mondo? No, normale. Come abilità trucchi off? Mi devo arrabbiare. Vabbè. HC streaming. Che figata la storia di avere due schermi. Praticamente non ho più fatto streaming perché l'altro mio schermo ce l'aveva mia ragazza. Buddha, posso andare un attimo al bagno? Chiede 90 minuti. Passate sul suo canale, ragazzi, perché fa dei video di FIFA che sono, secondo me, qualcosa di spettacolare. E tra l'altro, anche lui fa streaming e da poco mi ha invitato nel suo canale, appunto, cioè nel suo canale di streaming. Ci sto mettendo un anno a creare un mondo. Ok, ok, partiamo. Fa streaming anche lui su Twitch. Cosa sta succedendo? Perché si è rimpicciolito così Minecraft? Oddio. Aspettate un attimo che ci siamo incasinati qui. Ok. Dovrebbe essere a posto. Allora, torna al gioco. Ah, bel posto. Bel posto. Ah, sto usando una texture pack che si chiama Fateful. Praticamente è come se fosse Minecraft originale. Sta incominciando a laggare un pochettino. Mi sa. Un pochettino lagga all'inizio appena si apre il gioco, raga. Quindi aspettiamo un attimo. Ogni tanto droppa un po' di FPS. Ok, per ora si sta stabilizzando. Allora. No! Ho fatto 7 workbench! Ma sono un cazzo, sono, eh. Tutto preso io. Intanto mi fermo 2 secondi per guardare i commenti. Allora, se volete condividete lo streaming ai vostri amici, alle vostre mamme, ai vostri parenti, così lo vede più gente possibile. E se lo vede più gente... Se io vedo che gli streaming vanno molto, raga, io ne faccio tanti. Soprattutto quando ho una connessione un po' migliore. Vabbè, ora pazientate se lagga un po', vediamo un po' com'è. Vabbè, raga, lagga un po', lo sappiamo, le connessioni italiane sono quelle, io ho 0,80 di upload, non arrivo neanche un mega, nonostante dovrebbe essere un mega fisso, però un po' lagga, non so cosa farci. Cioè non posso farci niente, quindi non state lì a scrivere lagga, lagga, fate che chiedete altro, cose del genere. Sto morendo di caldo. Allora, tra l'altro questo posticino mi piace molto. C'è l'acqua. Allora ci mettiamo una... Tanto ne ho miliardi di workbench. Eccola là. Ok, così. Beh! Minchia, non riesco a fare 2 cazzo di legnetti, oh. Meno male che non è una speedrun. Ok, andiamo subito a picconare. Il fatto che laghi, tra l'altro non sempre ma ogni tanto, mi dispiace un casino per voi perché voi vorreste vedere un po' di cosa decente, ma vabbè. Pazientate, raga. Tanto l'importante per me è stare un po' in compagnia anche, non farvi stare un po' in compagnia, a me da Wabibineio. Ok. Esci, dai! Beh! Tra l'altro oggi, raga, ho registrato il nuovo Road to Quad. Cioè, succede di tutto, di tutto. Lo vedrete domani. C'è tutto quanto in quel video. Non vi spoilerò nulla perché non è figo, però... Cioè, non è bello spoilerare. Però, veramente, raga, vi emozionerete con sta Buddha. Sto posto è figo perché ci sono tanti biomi, eccetera, eccetera. Vediamo un po' commenti, se ce n'è. Qua non me lo aggiorna.
Ah, ecco, ce n'è un casino, lol. Facciamo una specie di fact durante lo streaming. Sì, teoricamente si fa così. Fuda sono riuscito a streamare in 720p senza problemi. Io problemi invece ne ho. Sì, ho Tiscali. Un headset da 20-30 euro che vada su console. Da GameStop te lo trovi, penso. Sì, quando diventerò Premier cambierò in meglio le connessioni italiane. Questo è poco ma sicuro. Votatemi. Ai ai. Peccato che... Ma non si aggiornano in automatico questi cazzo di commenti. Oh. Puda, la tua ragazza è una Puda o è una persona normale? No, è una persona normale, la Puda sono io. Sono io il super speciale potere gallinaceo. Su Black Ops 2 no, sicuramente non vado perché lagherei troppo, raga. Ovviamente faccio il letto al contrario. Allora, dov'è? Vai, dai, stai laggando un po' meno. No, questo lo devo lasciare qua. Anzi, facciamo le cose di pietra. Ho fatto due spade perché... le galline! Dammi da mangiare tu. Sapete cosa faccio? Mi sa che... metto il pacchetto grafico di default, perché quello forse era troppo pesante. Che poi non capisco perché Minecraft debba laggare. Cioè... lì c'è la palude, non è che troviamo la strega. Non capisco perché debba laggare Minecraft. Un giorno ho fatto uno streaming su COD, su zombie, niente. Invece qua lagga. Allora vorrei trovare una cavernubola. Andiamo lì verso le montagne. Commenti così non li vedo però. Va a scattissimi. Ve l'ho detto all'inizio un pochettino va a scatti. Poi se va... Io lo vedo anche se va a scatti o no, eh. Adesso no, ad esempio. Cioè lo vedo nel senso che il programma me lo dice, adesso ha ripreso. Poi io non capisco perché. Credo che dipenda dalla stabilità delle connessioni. Perché alla fine io ho una bellissima connessione, non mi posso sicuramente lamentare. Io carico i video anche abbastanza velocemente rispetto a molti altri in Italia. Oh, bello, bello. Ho un'idea, dato che ho 7 workbench. Così. Così sappiamo che questa è la caverna e l'uscita. Dai, mi hai preso per il culo, ma vaffa a Napoli. Ma guardate che è a meno di 480p, eh. Cioè, adesso vi dico quant'è. Cioè, siamo a 360p, 25 come frame rate. Quindi raga, non... 25 come frame rate, quindi già vi scatterebbe un attimo normalmente, perché 25 frame rate un po' sembra scattare. Dopo vi faccio vedere la clip di code che ho fatto questi giorni qua. Questi giorni, poi non mi ricordo quando precisamente. Allora, dobbiamo cercare una caverna lì su.
Tanto è un pacco anche quella, ci scommettete? Quanto mi piacerebbe, cioè, ci sono gli americani che streamano e giocano a COD e hanno ping altissimo lo stesso, cioè ping bassissimo lo stesso, veramente, quanto siamo arretrati. Oh, bello qua. Quanto siamo arretrati è una cosa assurda. Cioè, veramente, io non ne capisco il senso. L'Italia è sempre stato un paese abbastanza al passo con le cose, cioè non... Immaginatevi che nel mondo esiste ancora gente che mette il burqa alle donne o che... o cose... ma mi stanno prendendo per il culo. Vai via tu. Boh. Mi stanno prendendo in giro, non ci sono caverne qua. Vediamo qua. E beh! Oh, non ce n'è! Da qua sono arrivato. Lì c'è un buchino. Ecco. Olè. E qua come cazzo ci entro? Ci sarà un'entrata dietro. Ecco, infatti. Ma vaffanculo, è quella dove sono già passato. Dammi le mie torce. Non trovo caverne. Questa è colpa del Cristo, eh. Non vorrei dire, ma... Non vorrei dire. I maiali e le zucche. I maiali e le zucche. E le galline. Se Minecraft vi annoia, ditemelo. Che giochiamo un po' a... o Don't Starve o a Super Meat Boy. Ma io sto morendo di fame. Ecco, me ne manca uno. Io sto morendo dalla fame. Dov'è? Questa è una caverna, ti prego, dimmi di sì. Eh... Che fastidio, raga, però non scrivete lag, lag, lag. Cioè, l'abbiamo capito che lag, lo so benissimo, non c'è bisogno di infierire. Già mi sta sul cazzo per i fatti miei sta cosa. Figurati se dovete pure rompere la wallera. Ok. Ah. Allora, abbiamo anche un letto, se non sbaglio. Lo mettiamo qua e dormiamo. Vediamo un po' i commenti. Con la connessione satellitare streami e giochi a 40. Lo so benissimo, purtroppo però non ce l'ho. E costa molto. Se prendessi qualcosa di decente anche con YouTube, sicuramente me la prenderei la connessione satellitare, anche se fosse 70 euro al mese da pagare. Cosa sta facendo? Mm. Ma le impostazioni dovrebbero essere basse. No, comunque raga, non dipende dalla cosa di Minecraft, dipende dalla connessione. Anzi, non lo so in realtà. Vabbè, comunque, tanto adesso mettiamo Super Meat Boy. Il Piocco sta bene.
Pioco sta bene, aggiorniamo un attimo la pagina. Mm. Metti Super Meat Boy, dite, oppure hai fatto un picnic con Bin Laden? No. Però c'è molta barba. Non vedo l'ora di vedere il video di DJ300 Sapudda. Prima o poi un raduno fuori dalla Sardegna? Penso di sì, se avrò abbastanza soldi. Guarda, la gente ormai anche in Italia sta incominciando a poter guadagnare abbastanza con YouTube. Quindi, se io dovessi mai arrivarci, cosa ne so, non mi metterei problemi a fare un raduno a Roma o cose del genere, cioè, anzi. Andiamo nella caverna. Anzi, magari, altro che... Che merda. Secondo me è un altro troll anche questo. Cosa tutto c'è là? Allora, hai rotto il cazzo. Cioè, mi sta uccidendo uno scheletro. Qua non c'è niente. Mi sta per far girare il cazzo a Minecraft. Ok, perfetto. Ho mai fatto l'amore con il sapore? Sì, a proposito, mi mangio un po' di caramelline. Mi stava pure cadendo la bocca. Ah, caramelline gommose che ho comprato ieri all'LD. Anche nelle vostre città c'è l'LD, a parte per chi sta a Cagliari. Smettila di consumare carne di cuocere il tuo dio. Ti stai mangiando i tuoi simili. Tutti che dicono ste cose. Ok, col carbone poi basta anche. Allora. Mi sto già arrabbiando. Minecraft mi è un po' sceso. Cioè nel senso che finché non mettono novità sostanziali, tipo hanno messo quella dei cavalli eccetera, un po' è diventato palloso. Soprattutto giocarci da solo. Sarà sempre un gioco spettacolare eccetera eccetera, però un po' madonna. Allora mettiamo un attimo pausa, leggiamo due commenti e vediamo un po'. Un attimo pausa, leggiamo due commenti. No, è ripartito. Ok. La Fanta no, non la bevo, c'ho la Coca-Cola. Ok, volete che io faccia Super Meat Boy? Allora vediamo se non lagga. Se non lagga. Ok, chiudiamo Minecraft, salva e torna al menu principale. Apriamo prima un software che serve per far funzionare il joypad della PS3. Scusate se mi inchino, ma ho preso il joypad. Dov'è? Ok. Poi devo fare così. Proprietà dovrebbe funzionare, ok. Ok, Super Meat Boy. Prima mi si è buggato Super Meat Boy, raga. Ho dovuto riavviare il PC. È rimasta... Perché rimaneva la musicata di Super Meat Boy in sottofondo. Porca puttana. Puda, quando hai capito che sei una gallina cosa hai pensato? È stato difficile accettarlo. Ma si può andare avanti? Oh raga. Ma dai.
non riesco più a far andare il joypad della PS3. Cioè non è vero che non ci riesco più, però c'è qualche problema. Adesso vediamo. Tanto voi adesso state vedendo solo me sentendo un po' di musichetta di Super Meat Boy. Quindi per ora possiamo così caricare il... come si chiama? Certo che... Allora, il fatto è che il PC lo rileva il joypad, però non riesco a farlo andare sul gioco. Oh, finalmente! Allora, mi devo spostare un po', perché altrimenti non ci arrivo. Perché c'ho il computer messo a fanculandia rispetto a me, perché altrimenti non... Ah, sì, certo, io sto giocando ma non ve lo sto facendo vedere, giusto. Intelligente. Abbassa cosa? È troppo forte il volume di Super Meat Boy? Non penso. Ok. Mettiamo la webcam ancora un po' più piccola perché non voglio che si sia in mezzo alle balle. Allora, The Forest l'ho completato tutto praticamente. Questo pure. Questo? Vai avanti, vai avanti. Caramellina. Che è questo? Allora, mi manca il Dark World di questo, ok. Ok. Io prendo sempre Super Meat, l'altro tipo boh, è bellino ma non mi ispira. Aspetta però, io non sento il volume, ok. Allora, come si correva così, ok. Ok. Non mi ricordo assolutamente niente. Allora, voi vi chiederete perché io faccio tutte ste follie qua. È perché io voglio prendere sempre A+, altrimenti esco di testa. Ma Sabuda ti sputa a ciuda. Comunque. Troppo basso. No, li devo frenare. Dio santo. Ma se facessi così? No! Un giorno stavamo giocando con un mio amico. Raga. Le urla. Le urla, madonna, che ridere. Allora, io... Cioè, se volessi finire il livello lo potrei tranquillamente finire senza scemprarmi troppo, diciamo. Il fatto è che io voglio prendere a più, altrimenti cioè, altrimenti mi dà fastidio. Se però la prendi la chiave mi fa piacere. Bravo. Allora. Beh! Ma... Oh. Questo non è un livello, eh. Io guardo i commenti ogni tanto. È che non si... Cioè, ho messo abilità aggiornamento automatico, ma non è vero, cioè... Ogni volta che ricarico ci sono 6 miliardi di commenti in più. No, non c'era anche il sale. C'era il sale anche là. Vabbè, facciamo così, proviamo a finirlo senza fare a più, poi gli a più me lo faccio da solo, altrimenti... Altrimenti... Sclererò troppo. Vedi, non arrivano più commenti, o ve ne siete andati tutti quanti, o è morto il gatto. Ah, l'ho finito. A più! Mamma! Boom! Headshot, bitch! Oh, next level. E questo com'è? Così. Ah, ok. Ci siamo, raga, siamo in palla.
Però lì? Ok. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. No, lì ok, ok. Bisogna avere un po' di Ahmed Bibi. Però un attimo che non arrivano più commenti, quindi voglio aggiornare perché... ecco, infatti. No. Ah, siete concentrati a guardarmi. Minchia, ho fatto Super Meat Boy, sono saliti gli spettatori. Cos'è? Ahmed Bibi? No, qua mi uccido perché ve lo farà più anche qua. Ah! Vai, pezzo e merda! No! Manta perché un macco su questo che devo noi accanto. Cresta. Cresta al posto di dire Cristo. Allora. Olè. No! No che minchia, è quando fa quel Cristo che vuole lui, però a me dau. Tra l'altro... Santa Maria Navarrese. Sembra che li aggiorna da solo, però basta che muovi il mouse alla chat e si aggiorna. Sì, ma io non posso muovere il mouse, c'ho il joystick... ho cosas manos. La Maria Navarrese. Dai, 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 che ce la facciamo a fare la Medau. Dio! No! La skill del pollo qua. Vai, no. Da bestemmia tranquillamente. Sì, poi mi segnano il canale e me lo chiudono. Crespoli. E poi non sono da solo a casa, tu in casa non è che volevo fare cosa, sa, pim per pam. Pudda, cosa ne pensi della notizia degli struppatori di polli? Che fanno bene, perché i polli sono attraenti, quindi bisogna approfittarne. Chissà che... Magari mi sente qualcuno che non sa che... Come ha fatto a morire? Non esiste. Vai, vai, fatemi un po' di domande, non so, scrivete tipo cosa ne pensate della PS3, della PS4, dell'Xbox One, figa! Questo gioco mi scimmia in una maniera allucinante, peggio di un porro, porca Eva. Sì, però quando arriva i bongoni, sì. Ah, ma lagga? Ma non laga niente questo gioco, è bello così in Sandoso. Citazione Farenz. È verissimo. Quando parli il dialetto fa una traduzione, raga. Questi non è che sto parlando, sto proprio maledicendo il gioco e tutto quanto, cioè. Quindi non preoccupatevi se non capite, sono semplicemente imprecazioni. Ah, tra l'altro oggi c'è la partita dell'Italia. C'è la partita dell'Italia. Aspettate che controllo un attimo a che ora è, perché non è che se sono nuova e cosa, sa. Non è che siamo qui a fare le cose così. Allora, ma siamo sicuri che c'è la partita dell'Italia o no? O è una minchiata enorme? Giochi del Mediterraneo. Ma raga, ma... The Last of Us. Raga, ma non c'è la partita del... No, questo è i risultati. A me mi serve sapere i pronostici. FIFA, Italia e Giappone. Ah no, oggi c'è Brasile e Messico. Vediamo un attimo. Oggi è 19. Ah, c'è Brasile e Messico. Allora possiamo fare lo stream tranquillamente. Però ho perso il ritmo ora. Non dovevo stare a controllare... Sa cos'è la partita. Eccola là. Vai, bella così. Bella. Bella! Ieri, raga, sono andato a fare
a casa di una ragazza a fare le ripetizioni per l'esame di maturità. A un certo punto mi dà da assaggiare una specie di salsa strana. Praticamente mi sembra di aver capito che a casa loro, qualcosa del genere, c'è una... ci abita anche una ragazza messicana con loro. Minchia, mi fa assaggiare questa salsa. Raga, io non ho mai... C'è anche l'Italia, ma a mezzanotte. Ah, me da wabibi. Ok, ok, grazie, grazie. Grazie per avermelo detto. Oh, mi ha fatto assaggiare questa salsa messicana. Io non ho mai, ma giuro, mai assaggiato qualcosa di così piccante. Io ho mangiato wasabi e ne metto anche molto, soprattutto quando mangio sushi, eccetera. Ma questa cosa, raga, io vi sto dicendo che non ho mai sentito qualcosa di così piccante. Adesso vi faccio vedere dove l'ho messa. Allora, perché ne ho preso un bicchierino? Allora... fa schifo. Guardate, allora... Vediamo se con la webcam fa vedere. Allora, qui dentro c'è questa salsa. Guardate com'è poca. Cioè, non ce n'è praticamente. Praticamente non ce n'è. Cioè... Io ne ho preso una puntina così l'altro giorno. Se vedete il dito, vedete che praticamente non ce n'è. Vedete che non ce n'è? Ecco, ne ho preso una puntina così, mi da para, l'ho assaggiata. È uno schifo. L'assaggio per voi in diretta. No, non fa, minchia, mi pizzica tutta la lingua. Sembra che ho le formiche in bocca. Puttana la miseria. Ah! Minchia, fa un male. Cristo re. Ma poi fa male soltanto... Ho un'idea. No, non voglio copiare Dredd, altrimenti facevo Ops, però mi sto sporcando il mouse così. Altrimenti facevo la sfida. Ogni morte di Super Meat Boy... Figa, mi è caduta una cosa. Ogni morte di Super Meat Boy prendevo un po' di quella salsa. Ma non chiedetemelo assolutamente, anche perché il Super Meat Boy si muove troppo spesso. Si muove troppo spesso. Pudda, se guardi la partita mentre fai una stream solo con la tua faccia, a me piacerebbe, anzi ci stavo pensando quando mi avete detto che è a mezzanotte, però non lo so. Non lo so, vediamo. Commenta la partita dell'Italia dopo. L'altro giorno volevo fare uno streaming, lo sapevo che vi aveste chiesto tutti di commentare la partita, e sono contento perché evidentemente vi è piaciuta, vi è piaciuta la serie dell'anno scorso. Pedofilo. Che cazzo si sta rendi? Vabbè, Pudda, tu che sei un PC gamer magari non ti fai problema su quale prendere, ma vedi che in base a ciò che hanno detto molti youtuber, quale consiglieresti di prendere ai tuoi fan? Io la PS4 e penso che anche in base a quello che prenderanno gli altri youtuber io prenderò quella. Scusate, ma devo mangiare un pezzettino di cioccolato perché quella cosa mi ha ucciso. Allora, ripartiamo con Super Micho Boy. Allora, resume game. Però aspettate che mi avvicino un po' il PC. Perché? Scusate, ma il mio PC pesa un quintale. Se ve lo faccio vedere. Dove cazzo è? Puta, mi mancano le tue poesie. Il mio PC pesa un quintale, quindi ho fatto sforzi disumani. Ok, allora andiamo. Boh, qualcuno che ha messo il non mi piace ci sarà, ma non mi interessa un cazzo, ragazzi. Andiamo. Mamma, la furia! Dio re! Ok, bella così, bella così. Vai! Ma cosa stai facendo? Super Meat Boy. Odorerò la cacca nei pollai. Bella! No!
Io sono del parere che questo gioco più vai in palla e lo fai veloce, meglio è. Se ti stai lì fermo a pensare oh adesso devo saltare là perché altrimenti a me da Wabibi, eccetera eccetera, perdi. Ne sono sicuro al 100 per cazzo, merda. Allora. Tra l'altro, oltre ai complimenti a PewDiePie per aver fatto... Dai, per aver fatto 9 milioni di iscritti, vorrei fare complimenti a tutti quelli italiani che questo periodo stanno raggiungendo i 100.000 iscritti. Vedi Ron, vedi Johnny Crick ormai da un po' di tempo, vedi Dread. Sono molto contento, a parte per uno che fa schifo. Ma non fa schifo come fai video, fa schifo come... Va, lascia stare, va. Penso che Lama Laggante sarà d'accordo con me su quello che ho appena detto. Lol. Stima per Lama, per una cosa che ha fatto. Non ve ne parlo in questo momento perché non mi metto a fare guerre su YouTube o cose del genere, però... C'è qualcuno che spudoratamente sta facendo schifo. Nel senso... Non ha pudore. E non è sicuramente 4316 perché 4316 lo stimo nel senso che prende per il culo tutti, si fa prendere in giro, si fa odiare, ma intanto fa i big money. Quindi ce la mette in culo a tutti quanti che ne parliamo. Non è Luke di sicuro. Luke poi non fa... Cioè, per quanto possa cagare il cazzo, magari a volte, non so, avrà fatto dei YouTube drama, eccetera, eccetera. Quelle... No, non è 4316, ancora, raga. Per quanto lui possa aver fatto degli YouTube drama, cazzate del genere, non ha mai fatto quasi, praticamente, anzi, senza quasi, non ha mai fatto niente di male a nessuno, diciamo. Cioè, diciamocela tutta, che cacchia, che cos'è? Perché guadagna, cosa vuol dire? Cioè, la maggior parte della gente odia Luke, o per sentito dire, e quindi perché deve dirlo anche lui, o perché guadagna. Sinceramente, magari Cristo Re guadagnassi quanto lui. Una persona ha azzeccato il nome. Non dico nient'altro, dico soltanto che questo gioco mi sta facendo... Bella! Bella! A più! A più! Minchia, fottiti! Minchia! Poi di Coca-Cola... Minchia, mi sta accadendo. Ma che Jumpit, che Gabbo? Gabbo, complimenti se ha raggiunto i 100.000 iscritti. Capobastone l'ho sempre apprezzato. Ezzo non me ne frega niente. Vabbè, però non basta, non ne parlo più. Ma chi te lo dice che il Luke non si fa molti soldi? Fidati che già se ne fa. La buffata in diretta del Pudda. Comunque c'ho 21 anni, raga. No, non è Gabbo. Complimentissimi a Gabbo se ha fatto quel che ha fatto. E complimenti anche a Willwush perché è stato uno dei primi. Quindi non è Willwush. Quindi non pensate male, cioè, non è nessuno di quelli che avete detto. Con Gabbo anzi ci vado... Cos'è sta roba? Con Gabbo ci vado abbastanza d'accordo, cioè non... Ci ho avuto anche più volte a che fare, nel senso che abbiamo chiacchierato. All'inizio, quando Gabbo quando Gabbo aveva 10.000 iscritti, faceva una serie dove praticamente pubblicava dei video di altri ragazzi, tipo un po' come era il mio Sunday Community. Allora, qua devo saltare perché là sotto mi serve che rimangano posti in cui stare. Dicevo, facevo una serie tipo il mio Sunday Community. Matteo Montesi, raga, che spettacolo. Dicevo, faceva dei video tipo il mio Sunday Community, faceva un po', non so, caricava qualcosa di altri, mi ricordo questa cosa qua. E la poesia che io mandai a Me la godo, all'inizio non veniva caricata. E un giorno chiesi a Gabbo come mai. Lui mi disse che non lo sapeva. Che cazzo faccio? Lui mi disse che non lo sapeva, che avrebbe chiesto e che qualora non l'avessero caricata l'avrebbe caricata sul suo canale. Quindi raga, come posso secondo voi avercela con Gabbo? Non scherziamo. Che cazzo sto facendo? Poi me lo dite.
E comunque ultimamente sto seguendo veramente poco YouTube italiano, perché mi sono innamorato di molti YouTuber americani e allora addio YouTube Italia, cioè nel senso ce ne sono tanti bravi anche in Italia, eccetera, ma è tutto diverso. È diverso, non so perché. Cioè, poi ho poco tempo in generale per guardare i video, no? Quindi... Vai, bella così. Qua l'abbiamo trovato... Abbiamo trovato il modo. E basta sbattere là, però. Vediamo un po'. Tibial Frags è il migliore. Zeb non ha 100.000 iscritti. Ah, ok, il pedofilo era riferito all'Accos, pensavo a me. No, non è Zeb, raga. A me Zeb fa ridere. Mi state dicendo... Ho il frigo nella scrivania. Allora, ciò. Vediamo se... Devo vedere cosa vi sto facendo vedere, però. Allora. Ciò. Delle caramelle. Poi. La salsa piccante. La Coca-Cola. Del cioccolato alla nocciola. Un iPhone. Il tè. Aspettate. Dell'acqua. E poi c'è un'altra cosa qua a fianco però. Anzi, adesso vi faccio vedere le altre due cose che ho. C'ho questo, che è un fiore fatto di marshmallows. È un fiore fatto di marshmallows. Per fare il chubby merda. Poi c'ho questi. E poi questa è la cosa più bella. I nachos con la salsa piccante. Mamma. Vi diamo un bacio perché non vedo l'ora di mangiarmeli. Sono 3 giorni che non me li mangio soltanto perché non voglio sprecarli, cioè non voglio finirli. Quanta roba te mangi? L'altro giorno ho mangiato una pizza e tre kebab. Non so se vi basta. Eppure guarda. Sono magro. Ok, resume game. Allora, vai e... Dai, però! Oh, non riesco più, Cristo Re. Vabbè, passiamo da sotto, tanto non dovrebbe cambiare nulla. Non riesco a passare più qua, eh. Comunque, l'avete indovinato, ma non ve li dico assolutamente chi è. Cercatevi a chi Lama aveva fatto un casino e capirete chi è. Cazzo, mi sa che mi sono appena fottuto il livello. Qua sotto non devo toccare. Cioè, come faccio lì? Io vorrei capire come faccio là. O c'è un altro modo? Ah, yes! Cristo santo, babbaduia! Comunque a me non dà fastidio nessuno su YouTube. Allora, tutti possono fare quello che vogliono. Ma quando qualcuno copia spudoratamente gli altri, ma non che prende spunto per un gioco o cose del genere, proprio lo copia, mi va in TG i scalloni in una maniera... Cioè, mi danno un fastidio. Cioè, un conto è, non so, uno fa uno YouTube poop e sembra che abbia copiato Omiatol. Va bene. Oppure, non YouTube poop, uno fa un trolltage e sembra che abbia copiato Omiatol.
Uno fa un coso e sembra che abbia copiato quell'altro. Queste cose a me non danno Perché non ero morto sotto? Queste cose a me non danno fastidio perché si prende spunto. Se io non avessi preso spunto da, cosa ne so, Johnny Creek, non avrei mai potuto fare un canale incentrato su COD o quel cacchio che è. Quindi queste cose non mi danno fastidio, ma mi dà fastidio chi spudoratamente fa qualcosa identico a qualcun altro. Cosa ho fatto? Perché secondo me non è giusto. Quanta roba... Ma non si aggiornano più i commenti, mi hanno bannato per sempre da YouTube. Figa, vai, vai, vaglie, voglia! Cosa faccio là? Lì devo cercare di atterrare. Cercare di non fare stronzate, devo fare. Vai. Dai! Ah, ma lì c'è una piattaforma, ma fa fanculo! Ma che merda l'aveva vista! Cioè, io stavo cercando di fare il miracolo del secolo. No! Ma lo streaming è ancora attivo? Ah! Bella, te l'ho commentato pure l'inside. Davvero? È un mio amico Velox, dov'è? Mario Rossi. Mario Rossi. C'è una piattaforma sotto la trivella se la vedi bene. Che coglioni che sono. Sei un figo sapu. Grazie, Velox o Cree. Non so chi sia di voi due, ma comunque siete fighi anche voi. Resume game, baby! Comunque, raga, abbiamo toccato il record nelle mie streaming come spettatori. E non solo, è proprio il doppio rispetto a quanto io abbia mai fatto, mi sembra, in totale. Fanculo a questa piattaforma che prima non avevo visto. Ma, cioè, ma si può essere più polli di così? Comprendo che usa Saud. Però... Ah, tra l'altro, il 22 luglio a Cagliari... Il 22 luglio a Cagliari ci sarà il mio raduno. Raduno con Sabude. Ci sarà il raduno con Sabuda. Quindi vedete di partecipare, anche se siete del Burundi. L'ho fatto il 22 luglio, quindi fra molto tempo, apposta per dare la possibilità a tutti, anche dal Nicaragua, di venire senza doversi mettere problemi, perché... Cioè, oddio, problemi sì, non so se uno deve prendere un aereo. Comunque, se volete venire da Segurre Savurca, siete sempre benvenuti. Sappiate che noi in Sardegna siamo ospitali. Ho deciso di farlo alle 3 del pomeriggio. Perché? Perché probabilmente saremo molti. E se viene gente da fuori, che per me fuori può voler dire anche Carbonia, che è a metà Sardegna, a me non sta bene che vengano soltanto per vedermi 3 ore. Se viene gente da fuori, è giusto che mi vedano per molto tempo, no? Perché, cioè, non mi sembra giusto far spendere, cosa ne so, 100 euro a una persona di aereo, ad esempio, per vedermi 5 minuti. Quindi ho deciso di partire alle 3 e poi, per quelli che possono rimanere anche la sera, magari andare, cosa ne so, a mangiarci un bel Hammedao al McDonald's. Cosa fai? Il Nacho se lo comprate un discount che si chiama LD. Sapu insegna a Dredd a giocare. Lol. Dredd è un mito e basta, non c'è niente da insegnare. Il fatto è che io gioco per fare A+, ed è diverso. Cristo Santa, la Maria Navarra. Io questo gioco per me è una droga, cioè, tu mi metti questo gioco, io ci posso rimanere tutta la notte.
Cosa avevo fatto? Mamma, quello era quasi come un nuclear su Call of Duty, raga. No, beach! Beach on the beach. No, è morto, è scoppiato da solo. Tra l'altro, raga, sta per arrivare una serie sul canale divertente, secondo me. Devo capire un po' bene come farla, perché se la azzecco questa volta facciamo il botto. Facciamo proprio capodanno. No, non esageriamo, però... Allora, vai. Fissa babam! Scusate per le urla, non mi denunciate per violazione del Cristo santo, per il superamento della soglia dei decibel consentiti, ma... Allora, è random. Puta, che cosa ne pensi di The Last of Us? Anche se sono di Iglesias posso stare a cena. Se puoi tornare, sì, perché noi dobbiamo andare... Poi la mia ragazza è di Iglesias, lol. Puta, i prezzi sono aumentati per venire in Sardegna. I prezzi sono sempre stati un po' così per venire in Sardegna, però io l'ho detto molto presto, anche perché se uno vuole venire prima lo ordini, meno costa. Quindi... Boh, non so, organizzatevi voi se volete venire. Io sono qua e voglio essere disponibile per tutti. Forse per me fare un raduno ogni 2 giorni, cioè, io sono troppo amico, non sono lo youtuber che... cosa ne so, che c'ha il Cristo iscritti e allora deve fare per forza il faigo. Cioè, io sono Sabuda. Cioè, io sono Sabuda, ma prima di essere Sabuda sei Massimiliano. Basta, se muoio ora... Se muoio altre 5 volte, devo bere un... devo assaggiare un po' di quella salsa piccante che vi ho fatto vedere prima. Così mi concentro. No! Cazzo! Una, minchia, ne mancano altre 4, devo... No, non la voglio bere quella cosa. Mangiare, cagare, quello che è. Anche cagare mi pizzerà il culo. No, 3. Mancano 3 morti. Non posso. I can't. Bella. Vai, Puda. Vai! Come fai lì? Ne mancano 2. Anzi, ho un'idea. Questa mi lascio morire, quindi non vale. Ne mancano 2. Bisogna per forza partire da qua. Vai! No, non ci credo! No, ho sbagliato, questa non vale. Minchia, alla prossima che muoro... Queste non valgono all'inizio, eh. Alla prossima che muoro... Devo... Mamma, ho rischiato. Devo mangiare una puntina di quella cosa. Non va. Non voglio farlo. Non voglio farlo. Non voglio farlo. Non voglio farlo. Non lo faccio! Oh, vangulo! Vaffanculo! Vediamo un po'. Beh, così avevo fatto la reaction e voi non mi dite niente, che non so... Che non devo bere quella cosa. Mamma mia, che culo! Non voglio farlo, non voglio farlo. Bellissimo! A me dau. Quanto cazzo di ore sono? Ok. Caramella! Oh, salsa piccante. Questo è il dilemma, ma siccome ho vinto, la caramella. No, volevo vederti mangiare quella roba. Ma io direi... Cos'è la soglia dei decibel? Vittorio, allora, i decibel sono l'unità di misura del suono. E se tu
fai talmente tanto rumore da superare il massimo consentito, puoi essere denunciato. Questo come funge? Ah, ok. Ok, ok, ci siamo in palla. Ci siamo. Mamma, questo gioco... Vai, gurra! Ah! Non la chiave, Emo! No! Al contrario, lì, pezzi di merda! Boom. Figa... Madontola. Puda Meat Boy. Beh. Ah, e salta dall'altra, minchia dura. Madonna. Dall'altra! Pezzo di carne. LOL. Fuga. Chiave. No, lì, minchione. Minchia. Puttana. Via. No. Cioè, tra l'altro, raga, lo sclero che ci sarà nel Road to Quad Feed video di domani. Qualcosa di spetta. Ma perché questo non salta così? Cristo! Oh, mamma! Mamma, cioè, fa venire il cancro boh, alla bomba questa cosa, perché proprio senti che ti tira indietro quei cazzo di nastri. Però perché non commentate più? Perché non arrivano i commenti, ovviamente. Però quei cazzo di nastri. Nenè o Tiago Ribeiro? Nenè. Puda come sta Buddha e Bao Martina Cabada. Chi è Martina? Quanto ti piace come youtuber? Saputo tirino in bocca. Ti prego non farci subire il 4 livello. Facci vedere la clip di Black Ops 2. Sei un genio. Cosa vuol dire? Lo sai che in web sei una persona che è dal vivo. Per quanto io ti abbia visto. Che cazzo è Martina Lubrano? Perché... Perché la segnalate come spam? Vabbè. Cosa vuol dire in web sei una persona che è dal vivo? Il Cagliari può arrivare in Europa League. Il Cagliari non vuole... Il Cagliari non vuole arrivare in Europa League, altrimenti ci sarebbe arrivato 4 anni fa, raga. Allora, questo pezzo devo cercare di superare. Dio! Dai, cazzo, merda, Bobedu. Oi. Ah, my Johnson. Bella. Vai. No, ma dove minchia devo andare? Perché sono tornato lì indietro?
Puta, ma dopo cambi? Sì, dopo cambio. Cosa vuol dire Cosa vuol dire sei una persona diversa che da Rio? Ah, come aspetto? Vabbè, avevo semplicemente... Credo semplicemente che quando sono stato a Milano avevo tipo barba e capelli enormi. Ah, ecco dov'è la bagassa! Puppa. No, qua voglio morire perché ci ho messo troppo. Moce. Devi andare al centro, adesso me ne sono accorto. Qual è colpa vostra, sto pensando alle vostre domande io. No, scherzando, ovviamente. Dovete farmi le domande perché altrimenti mi annoio, ovviamente. Cioè, lo streaming è fatto non solo per divertire voi, ma anche per divertirmi io. Cioè, se non mi divertissi non lo farei. Ah, su merda! Ma come si può essere così mona? Oh! Fate essere imbambito! Scusate se parlo da solo, ma certe cose non si possono vedere. Evidentemente mi sono innamorato di quella rotella, che vi devo dire? Oh, dai, cazzo, merda. Puta, sei mai stato a Tempio Pausania? Non me lo ricordo. Sono stato un po' ovunque per la Sardegna quando giocavo a calcio. Ho giocato a livelli abbastanza altini fino a 17 anni e poi ho smesso. E quindi... No, non ha 100.000 iscritti lo youtuber di cui parlavo. Puta, fai 5-10 morti e poi mangi la salsa. Ah, l'ho fatto. Allora, mettiamo un attimo pausa. Vi faccio vedere la clip. La clip di Black Ops. Allora, devo fare questo. Ok. Allora. No, no, non devi aprire Bandicam. Dobbiamo aprire questo. Hai una ragazza, sì. Ed è anche molto forte gioco da codo, quasi come me. Anzi. Io dico di più, solo che lei non vuole convincersene, quindi... Perché non apri i codici e mostri la tua proagine? Perché non va. Allora, vi faccio vedere la clip che ho fatto l'altro giorno. È questa qua. Aspettate un attimo. Devo aggiungere lo screen region. Ok. Ok, dovreste vederla. Vado? Ok. Vabbè, all'inizio 2 fail, poi... Collateral. Quad feed. Però non in live, eh. Vediamo se ne ho altre. Ve ne faccio vedere una fatta su MV3 contro 3 di un clan che si chiama Vrat. Praticamente questi credono di essere talmente tanto fighi che il giorno ci stavano prendendo per il culo me e Giulia, che eravamo in partita. Quando è inizia la partita, proprio appena iniziata, lo vedete, siamo su 40-40 in zona di lancio, non c'è, mi sembra che c'era stata solo una kill ancora. Infatti, vedete, qua c'è scritto primo sangue. Così che... Aspettate che non mi vedete così. Così che inizia la partita. 1, 2, 3. I primi due... Il primo non è niente, i secondi due sono rat. E il terzo pure. E il quarto pure. Pezzi di merda. Certo che si può dire sono bravo giocando. Perché non dovrebbe potersi dire?
No, non fumo. In sottofondo si sente Super Meat Boy, questo lo so. Non si sente Super... volevo vedere se abbiamo droppato di FPS. No, non stiamo più laggando. Vabbè, raga. Siete in molti che me lo chiedete. Allora faccio una cosa. Io esco da Super Meat Boy. Perché a quanto pare ne avete le wallere piene. No, non fumo! Se ne frega poi. E provo a fare una partita a Call of Duty. Che mi sa che si è buggato, infatti. Provo a fare una partita a Call of Duty. Ma non penso che di riuscire a fare partita a Call of Duty, Cioè, postazioni, schermo intero, in finestra. No, allora. In finestra, ok? Ok. Quindi devo fare add screen record. Però non vedete me. Guarda, non aspettatevi niente di che. Proviamo un arresto domiciliari. No, c'è una nuova modalità bellissima, raga. Praticamente LOL, stima un ragazzo che mi segue dal treno. Arresto domiciliare, praticamente tu devi stare per forza fermo in una zona. Ride. Però non ci sono persone. Facciamo partite di gruppo, facciamo party mix. Aumentiamo il ping perché altrimenti non trova partite. Perché sto uploadando, sicuramente pingherò almeno 200. Sicuramente pingo minimo 200. Puda, che rapporto hai con i tuoi piedi? Bello, bello. Raga, il fatto che sia pixeloso dipende dal fatto che non ho XSplit Premium. Quindi non fa niente. Ah, questa cosa mi sta uccidendo, questa cazzo di salsa che ho davanti. Non trova partite. Me l'ho detto, pingo troppo così, è ovvio che non trova partite. Proviamo a giocare un deathmatch. Puda, ti piacciono le ciabatte? Adesso vi faccio vedere che cosa indosso adesso. Ciabatte proprio Zandalo dei pescatori. O Ammari. No, no! Che cosa vantano drone? Please, random. Perché? 12. Ah, sì, 6 contro 6, giusto. No, random, vabbè, Express va bene. Hai qualche idolo che odori? Ma che cazzo stai a di? Sono sicuro che laggerò come il porco. Ero forte a calcio. A 17 anni ero quasi in Serie D. Quasi nel senso che ho smesso e quindi non ci sono andato. Un'altra caramella per me. Allora. Ma prendo il cecchino. Neutralizzate tutti i nemici. Ma pingo 200 qualcosa, vabbè. Stiamo vincendo lo scontro. A voi cade FPS? Un po' sì, sì. Senza un po'. Se arrivasse un colpo magari mi farebbe piacere.
Non arrivano i colpi. Mi sa che a voi cala di FPS, eh? Punto di infiltrazione al mio segnale. A voi cala di FPS. E a me cala di lag a manetta. 100 ping. Vabbè, non è estremo, però. Poi me la stavo... ne sta arrivando uno da qua. Potente lanciato. Come ha fatto a vedermi? Va. Punto di infiltrazione al mio segnale. Preso. Hai viewster? Scusate, diceva mia mamma, che pizza voglio. Hai viewster? Me do a baby. Sì, vabbè, ma è possibile fare i quick così. Dai, usiamo le MP7 così. Almeno possiamo far finta che qualche colpo arrivi. Ma 4-2 con 3 miliardi di ping. Nemico a terra. Non usare il cieco con quel ping. Lo so, avete ragione. Ma anche se uso le armi non è che cambierà a me, beh. Bullshit. Ne ho visto uno, ne ho visto uno, ne ho visto uno. Mamma, ho ucciso. Cazzo, io sono nel loro spawn. Sono qua. Stordente lanciata. Eccolo. Te la caverai. Bella con l'UAV. Attesa di ordini. Ricarico. UAV alleato in arrivo. Bella col contrattacco UAV. Però vi dovete levare. UAV turbo in arrivo. Bella. Dio! Minchia, sempre con quelle pompa mi uccidono. 10-3 con 250 di ping. Secondo me a voi laga come il maiale proprio di quelli col bacon. Lo so che laga, raga, io finisco la partita e poi esco. Sparano addosso. Ma laggo perché laggo io, secondo voi la mia connessione regge una partita di COD? È impossibile. I miei colpi arrivano tipo l'era dopo. Minaccia neutralizzata. Lagga. Te la caverai. A secco. Vi giuro che quando avrò anche bastano 2 mega di connessione upload, ve lo giuro su Dio che vi faccio tutte le serie in live. Missione confermata. UAV in attesa Di nuovo l'UAV. UAV in Via, arrivo. via, 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 che cosa mi fate? Via, via, via. Ricarico l'arma. Scusate se lagga, raga, finisco quantomeno la partita perché non voglio quittare perché altrimenti mi dà la sconfitta. Attenzione, approvvigionamento nemico in arrivo. Granata. UAV di disturbo pronto. Scusate, UAV di disturbo alleato in arrivo. Stordente lanciata. Figa, dai la torretta! Stordente Come si lanciata. può giocare con la torretta? Cosa ne pensi di Ekdal e Rossettini? Ekdal è forte. Carico. Approvvigionamento in arrivo. Drone d'attacco in azione. Sono tutti là, sono. Ah, ah, ah. Preso. Finisce la partita, manca poco e chiudo COD. Perché lagga troppo, ve l'ho detto, me l'avete chiesto in miliardi. Vi ho accontentato ma lagga. Cioè non è che prima mi dite COD, 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 poi lagga, lagga. E bah. No, non l'avrei mai detto che laggava. Lo sapevamo da subito. Cioè, io ho 230 di ping. Immaginatevi... Sarebbe praticamente un'attacca. Immaginatevi voi. Questo pompa è bellissimo. Questo fucile a pompa è
Stupendo. L'obiettivo è quasi raggiunto, tenete duro. UAV. Sono qui. Di nuovo sto cazzo di WAV. UAV alleato in arrivo. Sono tutti da quella. Non, vabbè. Certo, io laggo e mi uccidono pure con la N. È come dire... Potente lanciata. Tu, muoviti. Lo voglio questo fucile io. Vabbè. Laggava come maiali. Ottimo lavoro. Adesso lo tolgo. Raga, lo so che lagga. Adesso lo tolgo il gioco. Comunque ho fatto 26-7 con 250 di ping. Bah, meglio così. Che ruolo facevo? Il laterale. Laterale di... destra o anche sinistra. Oh, chiacchieriamo un attimo ora. Allora, a voi va bene se facciamo... se vi faccio vedere un po' Scrolls, che è il nuovo gioco della Mojang? Faccio vedere... No, non era 26-7, era 27-6. Scrolls sì o no? Vai, scrivete sì se volete vedere Scrolls, scrivete no se non volete vedere Scrolls. Altrimenti, The Binding of Isaac. Tutti dicono sì, ma non ho capito se mi stanno dicendo sì per Binding of Isaac o per Scrolls. Quindi facciamo così, siccome ho fatto un casino io, scrivete Isaac oppure Scrolls. Abbiamo tempo per giocare poco a poco ancora e poi arriva la pizza, dunque... E sì cosa? Volete Binding of Isaac oppure volete Scrolls? Scrivete Scrolls o scrivete Isaac. Altrimenti non... Scrolls. Minchia, un casino di Scrolls. Non mettere Scrolls quel gioco mi sta sul cazzo, vabbè, non è che... Ok, volete Scrolls. Facciamo così, arrivo fra un minuto. Fra un minuto metto la canzone. Perché devo andare a vedere quando arriverà la pizza. Ok? Quindi potete fare tranquillamente una pausa. Ci sentiamo tra poco.
saputa. Bene, rieccomi. Avete visto un po' tutte le intro che ho, lol. E c'era anche quella di The Walking Dead. Siamo arrivati all'ultima stagione. Siamo arrivati all'ultima stagione di The Walking Dead. Eh. Siamo arrivati all'ultima stagione. Apriamo sto cazzo di scrolls. Intanto che si apre poi vedrete solo me. Cosa sta facendo questa cosa? Updating my Edge library. Non è che hanno messo nuove cose? Allora, devo un attimo settings. Sì, vabbè, però. No, allora. Facciamo così, allora, ok. No, raga, non è Skyrim, adesso vi faccio vedere. Mi sentite? Sì. Allora, questo gioco si chiama Scrolls. Ed è un gioco di carte, tipo Magic o Yu-Gi-Oh! Siccome devo andare a cena fra poco, quindi finirà la stream, farò una partita a Scrolls. Scrolls appunto è un gioco di carte tipo Magic, cioè nel senso, tipo Magic nel senso che è di carte, però è completamente diverso, ha delle proprie regole eccetera eccetera. Adesso faccio quick match contro una persona online, così vedete un po'. Ok, questo è il campo di battaglia. Per vincere bisogna distruggere 3 di questi idoli. Quando metti una creatura, aspetta che questo mi scrive good luck, have fun. Sì, però io gli scrivo you too. Tocca a me. Allora, si possono sacrificare carte per avere energia, che vedete qua, e poi si possono giocare le carte. Lui entra con rapidità, cioè può attaccare appena entra, vai. Stasera non lo so se commento la partita in live, penso di no, che non... boh, c'ho anche un po' di mal di testa. Quindi non si sa. E questo muove il culo, tocca a me. No, deve muovere il culo semplicemente. Allora, io intanto rispondo a un messaggio di Giulia che era in treno. Cosa ha messo questo? Un idolo? Ah, l'obelisco. Io non posso giocare molto, quindi sacrifico ancora per avere energia. Così dopo posso evocare altre cose. Se ogni tanto sentite l'audio di Scrolls che va e viene, è per il fatto che tocco lo schermo. Relentless. Questo è forte. Questo è forte. Soprattutto fa 2 turni e mi fa il culo. Vabbè. Facciamo così. Spero di beccare qualche cazzo di... spero di beccare qualche carta decente. Il gioco si chiama Scrolls, è il nuovo gioco della Mojang, che sono gli stessi che hanno fatto Minecraft.
So che la tensione ora può calare, nel senso che sicuramente interessa a meno persone, Scrolls, però vabbè, è giusto per finire la stream. Che tanto poi devo andare a cena. E dopo, adesso lui è illuminato, vedete, significa che il prossimo turno tocca a lui attaccare. E siccome ha 3 di attacco, io gioco questo sul mio, poi sacrifico questo, cerco una creatura con questo e mi esce questo. Questo ha 5 di difesa ora, così quello dopo non dovrebbe uccidermi. Puda, qual è la cosa più stupida che mi hai sentito? Non lo so. Ciao Boomseps che se ne sta andando. Non so come cazzo si pronuncia il tuo nome, ma va bene. Ecco, ora mi attacca. Spero che non gli dia un potenziamento perché sennò sono un po' nella merda. Speriamo... vabbè. No, vabbè, 2. Oh, questa carta è una delle mie preferite. Quando la giochi... ti dà un... cioè quando è in campo ti dà 1 in più di energia. Quando invece è fuori dal campo, no. Basta Vittorio questa cazzo di cosa che PC hai. Non lo so che PC ho, non me lo ricordo mica. Cioè non è per aggredirti, però questo c'ha 3 di difesa. Poi io sacrificherei questo per giocare il totem ancestrale, che dà più 1 attacco a tutte le creature. Così ammazziamo quella. Bel gioco, quanto costa? Il mio youtuber preferito è TBNR Frags, è americano, e gioca a COD. Allora, dicevo, costa 14,50 € ed è in beta. Se lo comprate avete accesso poi dopo al gioco, tutte le espansioni eccetera eccetera. Non so dopo quanto costerà invece, penso che faranno come Minecraft, che poi dopo costa 20, dopo che esce dalla beta. Ah, scusate per il rutto. No, mi ha distrutto quello, uff. Adesso sacrifico questa carta io per avere altre 2 carte, ok. Io do ancora attacco a lui, vai. Che bastardo. Ha giocato una cosa che le riduceva il... Ascolta, Yafuku Sukamoto, vai a cagare in Sandos che porta Sagane Kagai. Dai però, minchia, questo ci mette l'anno del cucco a fare le mosse. Non per aggredirti però hai rotto i coglioni. A me dici? Ah no, io l'ho detto al tipo. Minchia, questi sono solo... Mi sta tirando giù il Cristo, mi sta tirando giù. Oh, non pesco una creatura, non pesco. Che sfiga, oh. Questo toglie a 4, quindi... No, non me lo dovrebbe ancora uccidere. Ah, non posso spostarlo lui, è vero. Vabbè, allora attacco e basta. Ma Subiocchi è morto? Assolutamente no, anzi, dovremmo ricominciare a fare vita insieme. Perché è morto? Il mio? Ma stai scherzando? Non me ne sono accorto che l'aveva messo qualcosa. Vabbè, giusto perché siamo in streaming, vabbè. Non ho creature, non pesco creature. Non pesco creature, cioè questa cosa mi sta facendo troppo incazzare. Cioè, guardio! Alleluia! Puttana, oh! Toh! Sarebbe una bella partita Sapuda vs Dukepool. Ma infatti sono quasi sicuro al 100% che la faremo prima o poi. Anzi, più che al 100%, sinceramente. Comunque abbiamo appena superato i 7100 iscritti. Grazie a tutti.
Grazie a tutti. No, cos'è questo? Quando il suo countdown diventa 0, tutte le unità adiacenti hanno il loro countdown ridotto di 2. È fortissima! Io pesco ancora. Ha 6 di vita. Questo mi costa 5. Devo cercare di ucciderlo. Devo cercare di ucciderlo. Prima che arrivi a 3 il countdown. Però io farei questo. Metterei... Questo idolo me ne frega niente. Metterei questo qua. Facciamo così. Allora, 1. Poi 2 e questo così. Ah, non posso metterlo, vabbè. Adesso mi distruggono questo, ne sono sicuro. Infatti, pezzenti. 2 più 4 sono 6. Questo mi toglie 6, rimane a 4. Vabbè, questa partita, cioè, mi è andata malissimo. Non ho pescato una cazzo di creatura. E lui le pesca tutte lui. Oh. Ma vaffanculo, va. Devo cercare di mettere più creature possibili. Cosa vuol dire? Creature camp. Oh, vabbè. Posso mettere questo così. E basta. Ma è crashato qualcosa? No, ci siamo ancora, ok, ok. No, non l'ho sentito quel free to play. Più che altro so che mi stanno per spaccare il culo. Io sono molto bravo a questi giochi, ma se non pesco creature... Ok, addio. Cosa ha fatto? Madonna, ha fatto una mossa paurosa. Ha detto, il countdown di una creatura è stato ridotto di 1, che è fortissima sta carta. È fortissima e costa soprattutto solo 1. E lui, siccome tutte le creature che ha intorno riduce... Ok, ho perso. Ho perso. Surrendo, raga, perché... non ho assolutamente più voglia di giocare. Perché? Perché sono attratto da una bella cosa che si chiama pizza, che è arrivata a casa mia in questo momento. Allora, ragazzi, no scherzo, se conoscete l'intro di coso. Allora, vi ringrazio per essere stati qua fino ad ora, questo ci tengo a dirlo, perché già solo ora siamo più di quelli che siamo mai stati, cioè nel senso, di solito abbiamo avuto 35-40 spettatori, adesso siamo 40 appunto. Adesso vi saluto, perché basta, cioè nel senso siamo stati, quanto siamo stati insieme? 1 ora e mezza abbondantissima, siamo stati 1 ora e 40. Grazie per esserci stati, grazie per aver superato i 7.000 iscritti e oggi 7.100, ci sentiamo alla prossima.